Si parla oggi di turismo, prospettive per il 2019 e consuntivo per il 2018, tanti operatori agrigentini presenti per destinare appunto e capire quale può essere la proposta per il futuro per la città di Agrigento. Credo che la città registri un miglioramento sensibile sotto il profilo dei flussi. La Valle dei Templi, che negli anni '80 viaggiava sotto abbondantemente le 500.000 presenze, intorno ai 400.000 quando andava bene, oggi nel 2018 viaggia verso il 1.000.000 di visitatori, il che significa stare nella top 10 delle città turistiche, e questo è un dato che non può passare inosservato, ma non può passare inosservato anche l'importante movimento che intorno al centro storico c'è, intorno a nuovi, cioè ai vecchi asset che adesso vengono utilizzati. Mi riferisco al circuito diocesano, dei musei diocesani, e poi alcuni passi in avanti che sostanzialmente erano elementi di criticità, lo individuammo già nel 2015, cioè come pensare che non ci sia un ingresso più a nord che colleghi la valle alla città, e anche questo mi pare che è un altro obiettivo che si è centrato. Come migliorare, come fare l'ulteriore salto di qualità? Certamente migliorando ancora di più l'infrastrutturazione e traguardando, speriamo in positivo, agli esiti finali di sta benedetta 189 SS 189, che possa collegarci in maniera più spedita col capoluogo della regione, e per altro verso finalmente la 640 che possa trovare il definitivo collaudo e la sua ultimazione. L'altro dato che secondo me è ancora più importante è quello della reputazione della città. Da questo punto di vista credo che abbiamo fatto importanti passi avanti. Eravamo la città degli abusivi, ci stiamo scrollando di dosso queste idee, siamo sempre di più la città della valle, la città che partecipa a Capitale della Cultura, che vince il premio del paesaggio. Qui ad Agrigento noi facciamo il nostro dovere, abbiamo un incremento di quasi il 20% dei flussi turistici, probabilmente quest'anno arriveremo al 1.000.000 di presenze, se non ci arriveremo solamente per qualche decina di migliaia di turisti, ma non è questo il problema. Continuiamo ad incrementare, così come continua a incrementare la Sicilia, il turismo in Sicilia continua a incrementare, la Sicilia incrementa la Valle dei Templi e non incrementa Agrigento. Questo oggi è il tema di questo forum. Per quale motivo non incrementa il turismo ad Agrigento? Ci sono tutta una serie di concause, ma soprattutto quella che non c'è una programmazione che viene dal basso. Io oggi ho sentito dire molte cose qui in questo forum, tutte importanti, tutte al passato, però dobbiamo capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Il tema principe è: uniamoci, ma soprattutto si uniscano gli operatori privati e intercettino i flussi turistici che vengono dalla Valle dei Templi. I tempi sono cambiati. Oggi è necessario ed importante la programmazione. Attraverso la programmazione si pubblicizza prima, 6 mesi, un anno prima, uno o tanti eventi, per avere un ritorno non solo di immagine ma anche a livello di presenze turistiche. L'improvvisazione non serve più a niente. Poi non dobbiamo sovrapporre eventi, anzi bisogna distribuirli nel corso dell'anno per coprire quelle settimane, quei mesi vuoti, e fare turismo 12 mesi l'anno. Il clima ce lo consente, le bellezze naturali noi le abbiamo, la cucina è buonissima, quindi tutto dipende principalmente da noi. Se noi facciamo un lavoro di squadra cresceremo, se non faremo un lavoro di squadra rimarremo sempre allo stesso modo. Cogliamo l'occasione, cogliamo il momento se vogliamo veramente crescere, perché il turismo oggi come oggi è il numero 1 a livello di fonte di economia e occupazionale.